L'Italia sul podio in tutte le categorie. Si conclude con questo risultato davvero incoraggiante il campionato europeo di Horseball, il grande evento continentale ospitato negli impianti dell'Equestrian Center di Somma Campagna della famiglia Canteri dal 14 al 19 agosto. Momenti di grande sport, azione, divertimento e competizioni entusiasmanti che hanno fatto il pieno di pubblico pronto a tifare le 6 nazioni partecipanti durante l'intenso programma delle gare. E se la Francia, paese in cui la disciplina dell'horseball è stata inventata negli anni 70, ha vinto il primo posto in tutte le categorie, la medaglia d'oro senza dubbio spetta di diritto anche al comitato organizzatore. Siamo riusciti a portare in Veneto una manifestazione stupenda che non c'era da anni in Italia, e abbiamo portato questo europeo con un riscontro fantastico, tanto pubblico, tanto spettacolo, tanto tifo per le nazionali, un bel tifo e salutare che va molto bene per lo sport e per tutti quanti, perché lo chiamo un tifo sano per il benessere degli animali e di tutte le persone. È una bella manifestazione, però insomma c'è da starci dietro, preparativi e tutto, ci siamo riusciti, dai, perché veramente è uno sport divertente. Il bilancio del campionato è certamente positivo, ma con qualche rammarico che un po' di amaro in bocca l'ha lasciato. C'è stato veramente un bellissimo momento di aggregazione. Una cosa la devo dire, per la quale esprimo certamente una sorta di disappunto, è il comportamento degli atleti stranieri di questa disciplina che ho trovato particolarmente maleducati. Maleducati perché in contrapposizione a quello che lo sport dovrebbe promuovere, quindi l'educazione, il rispetto, il rigore, la puntualità, il fair play e tante altre di queste cose. Io mi auguro che si sia trattato solo di un episodio e che quindi si apra e si chiuda questa parentesi e che gli atleti e la disciplina dell'horseball possa proseguire portando avanti i veri valori che lo sport ci insegna. Valori imprescindibili che fanno dello sport un maestro di vita e che contribuiscono a raggiungere risultati eccezionali come quelli conquistati dall'Italia. Medaglia di bronzo per il team Pro Elite. Top scorer azzurro è Alessio Cilli, al secondo posto della classifica con 11 canestri. Terzo posto anche per la squadra delle Ladies. La miglior giocatrice azzurra della classifica è Maddalena Castello con 5 canestri. Gli azzurri hanno portato il tricolore sul terzo gradino del podio anche nella categoria Under 21. Inoltre è italiano il top scorer del campionato, Alessandro Viviani, 13 canestri a segno. Nella categoria Under 16 è arrivata una medaglia d'argento. Gabriele Viviani, con 19 canestri messi a segno, è il miglior azzurro. Nella challenge dedicata agli Under 10, gara che non faceva parte del campionato europeo, gli azzurrini hanno conquistato la terza posizione. L'anno scorso abbiamo fatto i mondiali, abbiamo fatto terze medaglie di bronzo con tutte e due le squadre. Quest'anno per la prima volta nella storia dell'horseball italiano abbiamo confermato per il secondo anno consecutivo la medaglia di bronzo. Con l'Under 21 sinceramente abbiamo fatto una partita spettacolare e abbiamo mancato l'oro. Con la Pro Elite abbiamo giocato con una squadra che negli anni non siamo mai riusciti a battere e finalmente ci siamo resi, diciamo che siamo veramente sul terzo scalino europeo dell'horseball. Sicuramente le due nazionali ancora per il momento in testa sono Francia e Spagna, ma diciamo che non manca molto ad arrivare a competere a un livello, a giocare alla pari. L'Italia si conferma tra i leader nel panorama internazionale, una disciplina che la federazione si impegna a far crescere sempre più. L'ultima edizione delle Poniadi ha visto la disciplina dell'horseball con una buona presenza a un livello di base che è quello che poi ci permetterà di pensare al futuro. C'è un impegno sportivo da parte di tutti, i genitori, tecnici, federazione, per far sì che questo sport cresca. Italia eccellenza anche nell'organizzazione e nell'impeccabile accoglienza. Devo dire qui siamo fortunati ad avere questo bellissimo centro qui nel Veneto e anche devo dire situato in un posto molto ideale per tutta l'Europa perché è Verona, Venezia, il cibo, il vino, i laghi vicini, quindi le famiglie sono
sono venuti anche in vacanza, sono venuti a guardare le partite e poi hanno anche potuto godere il paese e la regione del Veneto. 5 giornate di competizioni, in conclusione, che hanno offerto uno spettacolo entusiasmante. Come sempre, a rendere unico un evento come il campionato europeo di Horseball, vetrina importante per la regione Veneto, è stata la forza e l'unione di un team appassionato. La manifestazione è riuscitissima, devo dire un'ottima organizzazione, servizi eccellenti e quindi un plauso, un ringraziamento. Voglio rappresentare a nome mio ovviamente di tutto il comitato regionale, al comitato organizzatore, a Giustino Canteri e in particolare al nostro referente di disciplina, referente Horseball per il Veneto, che è Vittorio Scotti, che devo dire si è prodigato, non so neanche chi gli abbia dato la forza di poter coordinare insieme al comitato organizzatore, supportare anche da un punto di vista operativo questa manifestazione, quindi veramente un grazie sincero va loro, va a tutti gli sponsor ovviamente, quindi a Parlanti, a Capitalia e anche ovviamente al personale di FISE, all'Andrea White, a Paola Speranza, a tutto lo staff della FISE che ovviamente ci ha supportato, al Dipartimento Nazionale Horseball, quindi un grazie, per noi è stato un vero onore, un vero piacere e una gioia ospitare questa manifestazione.